Doppio chilometro riservato a cavalli di 3 anni, agonista Stift, Aton delle Badie, Meligi SO, Argentina Lux, Alma Mater Sì, Almaral, All Black Sea, Aria Pink. I favori del pronostico sono netti per Aton delle Badie. L'errore di All Black Sea, mentre allo stacco, velocissima, rientra bene Argentina Lux Alma Mater Sì, Numero che 8, si All sistema Black in 6, seconda posizione squalificato. sopravanzando agonista Stift, poi più indietro Aton delle Badie partito con cautela, seguito da Almaral e quindi Aria Pink, mentre all'esterno c'è Amelie GSO. Dopo i primi 200 in 14 e sesta sposta all'esterno agonista Stift, va gradualmente sui primi, va su Argentina Lux per chiedere strada e probabilmente ottenerla. Agonista Stiff all'attacco, ottiene strada da Argentina Lux, se ne vanno quindi i primi 600 di gara in 47,2, terza posizione lungo la corda per Alma Mater Sì, al largo c'è la mossa, c'è l'avanzata di Amelie GSO che era già allo scoperto e ora ne prende la schiena Aton delle Badie, guadagna una posizione invece Almaral che si trascina Aria Pink, 800 iniziali in 1,3,5 e agonista Stift in vantaggio, seconda posizione per Argentina Lux che all'esterno Amelie GSO che si trascina Aton delle Badie, lungo la corda rimane Alma Mater Sì davanti a Almaral e quindi Aria Pink. Se ne va il chilometro iniziale 1,22. Non è cambiato niente tatticamente con agonista Stift che conduce su Argentina Lux, all'esterno si limita ad accompagnare Amelie GSO, siamo a un giro dalla conclusione, al largo Aton delle Badie seguito dal Maral, poi in coda Aria Pink e così si affronta l'ultimo giro con agonista che cerca di graduare il più possibile anche questo parziale in 16,1, mentre Aton delle Badie attende ancora prima di scattare, siamo ora a 500 dalla conclusione. Agonista Stiff in vantaggio, all'esterno Amelie GSO, Aton delle Badie terza ruota ora, siamo però in curva e c'è stato un parziale in 15,1, l'errore di Amelie GSO, Numero mentre al largo 4, c'è Amelie anche GSO, Almaral. squalificato. Completamento della curva finale con agonista Stiff in vantaggio, l'attacco di Almaral, centropista Aton delle Badie, retta d'arrivo, agonista in vantaggio, l'attacco deciso di Almaral, all'interno si lancia anche Argentina Lux, è passato intanto Almaral nel finale, Almaral vince dominando, il secondo posto è per Aria Pink che lascia più indietro al terzo Argentina Lux, fuori quadro tutti più attesi ed è una conferma che oggi è una giornata davvero storta per i favoriti. Vince ancora Roberto Andreghetti con Almaral, quota di 10,74 al totalizzatore. Il training di Salvatore Tranchina, la quota appunto di 10,74, vince una lunghezza abbondante avanti ad Aria Pink che corre soltanto gli ultimi 300 metri, terzo posto lungo la corda per Argentina Lux, naufragano agonista Stift e Aton delle Badie che erano i due più attesi.